siamo? Qui siamo al Presidente di Abano. Ah, ma dai! E questa è la piscina. Che piscina? Piscina di acqua calda, termale, fa bene da matti. Andiamo? Perché no? Nuoti. Snadrazzo. Senti, ma quest'acqua è napoleonica, diciamo. Nel senso che è piovuta ai tempi di Napoleone. Ecco, questa. Ma molto prima di Napoleone, in epoca romana addirittura, chi è che si è accorto delle proprietà di quest'acqua? Chi è? Ah, chi è? Chi è? Chi è? I cavalli dell'esercito romano, stazionato qui. Come i cavalli. Giuro, i cavalli dell'esercito romano andavano nell'acqua calda. E allora? E allora quando uscivano erano attivissimi, fortissimi. Allora i romani, che sono mica scemi, No. cosa hanno fatto? No. Hanno detto, ma questa acqua allora aiuta, serve. E allora hanno fatto le terme. Perché i romani cosa facevano? Facevano le strade, Sì. facevano gli acquedotti e facevano le terme. Sì. Perché erano SPQR. Sono perspicaci questi. Ecco, era quello il significato. Ma perché fa bene? Perché fa bene quest'acqua? Perché fa bene? Perché ci sono tutti gli oligoelementi. Gli oligoelementi, vabbè, in poche parole, è calda, rilassa la muscolatura e poi abbassa la pressione. Così invece di stare a dieta o fare movimenti, vabbè, no, non è vero, però insomma, aiuta. Dai, andiamo che c'è tutta un'altra palestra nell'acqua. Ma io mi ero illuso, visto che sono leggerissimi, ho detto ma si fa poca fatica, e invece galleggiano io devo spingerli nella spesa. C'è sempre la fregatura o della ginnastica. È faticosissimo. Sì, ma mi agiti l'acqua. È un'assurdità. Pedalare nell'acqua salso-bromo-iodica. Non è un'assurdità, fa bene. Forse è doping.